voglio senza amore. Siamo collegati con Casa Citronello, però forse non mi sente. Alziamo un po' l'audio dentro la casa di Casa Citronello. Signora Santina? Che c'è? Ho sentito la voce di Omar. Sì, sono io. Ah, Omar, Salve. ciao. Non mi sentiva con l'aspirapolvere? No, sono presa con le pulizie, sono alle prese delle pulizie. Ma che cavolo sta dicendo? Sono presa con le pulizie. Sono presa con le pulizie. E stavo canticchiando una bellissima canzone di... Quale? Non lo so, Ivan Zanicchi. Come faceva? Sì, ti voglio senza amore. Ti voglio senza amore, chiamami presto e non scendere subito. Come? No, è bella perché io mi ci rispecchio, guarda. Sì. Mi hanno detto che quando si arriva a una certa età, lui è un mulo perché lui praticamente non vuole sentire. dov'è? E mi ci rivedo perché a una certa età praticamente lui non vuole salire più. Sì, vabbè, bellissima canzone, ok. Se ne va in chiesa, sesso senza amore significa che è una stufa, una si innamora di un sogno, di Giacomino. Sì, io mi sono innamorato di Giacomino, sempre sulla zona stato. Però solo che è il marito che vorrebbero tutte le donne, lo sa? Non lo so, io l'importante è che io mi sono innamorata, ma praticamente c'è questa diatriba. Vedo che ogni tanto qualche termine lo indovina. E mi sono come hai detto, diatriba? Sì. Sei estronizzata anche lei. Diatriba è come se fossimo una tribù, una diatriba, tribù che si sciarriano. Sì, vabbè, non è proprio così, comunque. E ti voglio senza amore. Io bella canzone, di Zanicchi mi piace. Ma suo marito dov'è? Non lo so, per ora non funziona. Sì, finalmente l'ho trovata, non la potremo trovare più. Ma chi è? Giulio Cesare? Chi è? Omar, ciao. Citronello. Sì, no, scusa Omar, io è un periodo di tempo che cerco questa cosa qua mia. Perché l'avevo messa nel solare. Ma è il vestito di carnevale? Da chi sta vestendo? Non ho capito. No, quando io ero piccolo facevo il chirichetto e mi è rimasta questa mia passione perché il vestito di chirichetto. Sono appassionato io della chiesa perché mi è piaciuto sempre fare un sacristano, ma te lo dico perché mi piace. Sì, non l'avrei pensato. San Minchiate che vuole diventare diavolo. Come? Diacono. No, non dica queste cose. Diacono. Diacono, si è buttato per la chiesa. Come si è buttato per la chiesa? Sì, si è buttato per la chiesa. Si è buttato, no che si è buttato dalla chiesa, si è buttato dalla chiesa, si è buttato dalla chiesa. Con Rita? Per la chiesa, con Rita? Cosa? Rita? Dalla chiesa? No, Rita dalla chiesa, si è buttato dalla chiesa lui. Che vuol dire? Si è buttato giù da... Sì, no, adesso è preso tutto, che mi parla sempre di chiesa, è diventato... Ma come mai? Cosa è successo? Ecclesiastico. No, io mi piace perché tra l'altro questa qua l'avevo messo nel tetto morto, nel tetto, non solare, va. Dove? Nel tetto, come lo chiamate voi? È sottotetto E mi forse. mette sempre cose in mezzo che io andavo che rigettavo. Sì, ma sia calma, dai, ha preso il vestito, Sì, mi è andata a la caccia di Luisa. Che cosa? La caccia di Luisa, come hai chiamato? Che cos'è? La caccia. Il baul forse. Il baul, ora diventassi Ma no! Ma scusi. La caccia genuese è il baul. Genovese vuol dire? Sì, è il Pandoro. Ma che c'entra il Pandoro? Il baul e baul. Nel soffitto l'avevo messo qua e l'ho trovato, ma guarda che bella, ancora nuova, è andata. Ha le stesse misure di quando era piccolo? Mi viene un pochettino strettina perché sono aumentato di volume della parte della pancia. Della pancia, sì. Sì, vabbè, non faccia vedere, va bene, ci credo. Poi non lo so, lo vuole cucito. Sì, però è bella ricamata, ancora intatta, ancora i colori sono impeccabili, guarda, solo che quello non vuole, non lo so. Io non ne posso più, io non lo so. È una settimana che cerco di convincerla che se lo può levare tanto ormai tra di noi due non c'è più niente perché noi abbiamo raggiunto la pace dei sensi. Quindi aspetta, mi fa so perché ti piace, non vuoi, ormai ha preso la decisione, non so cosa devo fare. È deciso. È deciso.
Vabbè, ma è una cosa bella, però magari non 24 ore su 24 che l'ha abbandonata a casa, la vuole abbandonare. No, dice che abbiamo raggiunto la parte dei sensi. Vabbè, allora. No, lui. Ho capito. Io sono come i Mazzanicchi, lo voglio subito a Chiana e scendere subito. No, No, non mi interessa. No, perché sto facendo le prove, perché devo andare a servire a me. Io ogni tanto vado dal mio prete, quella alla nostra chiesa, perché mi piace quando fa tutte le funzioni, e mi piace. No, ma Omar, perché devo dare cosa? Ma no, ma mi sto arrabbiando. No, non si arrabbi. Eppure con la chiesa magari te ci metti tu, non lo so, Io stavo cercando soltanto di capire come mai era vestito così. Ecco, sono vestito così perché io sono un ecclesiastico. Ah, vuol diventare diacono. Ora basta, ora la poso che così ce l'ho una scopatina. Sì, vabbè, ma scusi, appena passato aspirapolvere non c'è bisogno, penso, di scopa, no? No, c'è bisogno della scopa, Omar, tu ne capisci tu. Ma lei con la tecnologia proprio non va d'accordo, Perché la scopa toglie altre finuriglie che ci possono essere. Che toglie la scopa? Le finuriglie, quelle le filine che restano negli angoli. Ah sì, vabbè, forse ragnatele. Non lo so, come ti pare a te, come ti sembra? Bello, bellissimo, fa la sua figura. No, non mi piace. Ma lei canterà anche in chiesa, cosa farà? Ma io con questa voce che mi ritrovo faccio il baritono, il baricentro. Il baricentro. Il tenore faccio, sì, mi piace. In chiesa, Sì, nel coro fa. No, quello è Bud Spencer, comunque. Bud Spencer, mi piace perché io ho imparato da lui. Ho capito, vabbè. Sì. Ma non è che fa il basso magari nel coro? No, io sono abbastanza alto, sono 1,75 m, ma il basso lo farai tu perché se sarai tu e tua sorella, non l'ho capito. No, perché si arrabbia Non mi con me? insultare, non mi stai insultando, guarda, io se la nostra amicizia si deve perdere qua, me lo dici perché io, e poi te lo faccio vedere io. Ma oggi è proprio arrabbiato, com'è? Come? Dovrebbe essere, è vestito in questo modo, dovrebbe essere più guarda, tranquillo io non oggi. posso fare perché tu lo sai che io sono una persona pacata, io sono una persona calma e tra l'altro ora mi hai scoperto proprio il mio lato ecclesiastico. Per piacere, sì, mi sta cacciando via, l'ho capito, vado via allora. No, io non scendere subito. Vabbè, vado via. Ti voglio senza amore. Arrivederci. Ti voglio senza amore. Voglio senza amore, acchianami presto e non scendere subito. No, niente, non dire Acchianami presto e non scendere subito. tu la canti a tuo modo, le parole te le inventi tu, senza quello. Però tu la canti a tuo modo. Ma che canzone stai cantando? Chi ne arriva Ma manco mi ricordo come motivo. Vabbè, la canti a tuo modo. Acchianami presto e non scendere subito. Una cosa orecchia. No, senza amore, come posso dire, canti, senza amore. Sai cosa, non lo so che. Aspetta, rifacciamo. Ci metti pure tu. Il problema è che. Il problema qual è? Vabbè, però io non ho capito una cosa. Lei è contraria che sua moglie va in chiesa? Scusi, suo marito, no. Ti sei impappinato. Ti sei impappinato. Sua moglie. No, vabbè, allora.